Entrambe le attrici puntano a recitare da protagoniste sul palcoscenico del girone H di Serie D. Ecco perché il big match della seconda giornata ha attirato il pubblico quasi delle grandi occasioni al Gustavo Ventura, teatro di un evento da non perdere per i sostenitori delle opposte fazioni. Da una parte il Biceglie dell'emergente Francesco Bitetto, dall'altra il Matera del giovane ma già rodato Vincenzo Cosco, due piloti preparati ai quali gli ambiziosi Patron, Canonico e Columella hanno affidato le rispettive fuoriserie nella segreta speranza di tagliare per primi il traguardo di fine stagione. Quando si accende il semaforo verde sono i padroni di casa a scattare meglio, procurandosi subito un calcio piazzato da posizione interessante. La botta centrale di Lo Greco è bloccata in due tempi da Spilo a botte. Gli ospiti però vengono fuori alla distanza e al 23esimo replicano con la velenosa conclusione di Lauria. Per fortuna dell'immobile Lo Iodice la palla finisce fuori di un soffio. Ancora Matera sugli scudi al 36esimo. Ousmane Sy semina il panico nella retroguardia avversaria e mira l'angolo più vicino. Lo Iodice copre bene e si salva in angolo. La frazione si chiude con le proteste di Iannini per un presunto maninaria di Maglione che il fischietto torinese Colosimo non ravvisa. Sembra la classica partita che solo un episodio può sbloccare. Al 12esimo della ripresa ci prova ancora Lauria a pescare il jolly da 25 metri senza tuttavia inquadrare il bersaglio. Troppo poco per invertire l'inerzia di un confronto deludente che scivola pian piano verso la conferma dello 0-0 di partenza. Nemmeno la girandola di cambi pare in grado di cambiare le carte in tavola, almeno fino al 41esimo quando due improvvise fiammate rischiano di far saltare il banco. Proprio uno dei nuovi entrati, ossia Todino, riesce a scavalcare Lo Iodice con un colpo di testa dalla linea di fondo, ma Gambuzza ci mette una pezza in extremis sul capovolgimento di fronte e invece Croce a incepparsi davanti a Spilabotte, bravo comunque a chiudergli lo specchio in uscita. Ciò nonostante vince la paura di perdere da ambo le parti, risultato sostanzialmente giusto. Biceglie e Matera devono ora concentrarsi sui rispettivi impegni di Coppa Italia contro Taranto e Savoia, in programma mercoledì.